Sono stati necessari 7 mesi di campionato al Brescia per conquistare la prima affermazione casalinga. Il successo ottenuto oggi a spese del Cagliari assegna alle rondinelle 2 punti preziosissimi ai fini della lotta per evitare la retrocessione. A firmare il gol della vittoria è Sella, seconda punta al fianco di Penzo. L'azione nasce al 37esimo da un calcio di punizione. C'è l'intervento di Marchetti, poi di Tavola che soccombe a vantaggio di Torresani. La veloce discesa e il servizio finale per Sella che è pronto a insaccare. Nel primo tempo è comunque il Cagliari a produrre le azioni più pregevoli, un Cagliari che può giocare tranquillo senza preoccupazioni di classifica, una squadra anche questa volta ben disposta da Tiddia, mancano Virdis e Longobucco ma c'è il lucido dinamismo di Marchetti. Nella ripresa migliora il gioco in generale e migliora soprattutto il Brescia, forte dell'apporto intelligente dell'infaticabile Iachini, autentica miniera di cross. Assume il Brescia la superiorità territoriale e macina azioni su azioni, presentandosi in area con Penzo, con Sella e con De Biasi. Anche se dall'altra parte i cagliaritani non stanno certo a guardare, avanzano anzi minacciosi con Quagliozzi e Osellame e costringono Malgioglio a meritarsi il premio di partita. Un incontro che il Brescia non poteva perdere se voleva conservare speranze di salvezza. E domenica prossima Iachini e compagni dovranno sudare ancora. È in arrivo l'Udinese, si salvi chi può.